Beh, le guerre hanno tutte un inizio e una fine. Questa guerra è una guerra fra l'altro atipica perché la diplomazia ancora non è entrata in campo in maniera importante. Noi dobbiamo assolutamente sostenere la pace che si concretizzerà prima con un armistizio e ancora io sono un inguaribile ottimista, spero che si trovi la via della diplomazia per far concludere quello che poi è questa guerra senza senso. A me sono concesso che le guerre abbiano un senso, ma soprattutto questa invasione che oggi, ancora oggi purtroppo ci porta a un bilancio di vittime civili importanti, di donne, uomini, bambini, e direi che questo è inaccettabile. Crede che la posizione cinese possa aiutare in questa... Ma guardi, io penso che rispetto alla posizione cinese io faccio parte di quelle persone che pensano che a cavallo nato non si deve guardare in bocca, ben venga se c'è un'azione di mediazione, ben venga se c'è un'operazione di diplomazia, anche perché alla fin fine i due ovviamente attori sul campo di battaglia non troveranno mai una soluzione, quindi è fondamentale che ci sia anche un'azione diplomatica importante e i grandi del mondo devono sentirsi assolutamente coinvolti da questo problema che non può diventare una guerra che si radicalizza e diventare il nostro Afghanistan.